Buon pescato siciliano è un'idea condivisa con il presidente dell'organizzazione produttori della pesca di Trapani e delle Isole Egadi, Emilio Giacalone. Con lui abbiamo pensato di mettere in campo un'idea che ha trovato sponda nella misura 568 del programma operativo FEAMP 2014-2020, una misura che era rivolta a favorire e migliorare la commercializzazione dei prodotti ittici. Per cui abbiamo pensato di mettere in atto tutta una serie di azioni che hanno come comune denominatore quello di poter aiutare i nostri soci pescatori a migliorare la loro redditività. Purtroppo le regole sempre più stringenti, norme sempre più restrittive, la nostra flotta rigate su una delle aree marine protette più grandi d'Europa, se non la più grande, e quindi sostanzialmente abbiamo pensato che un probabile strumento per migliorare la loro redditività fosse quella di mettere in luce il cosiddetto pesce azzurro, che noi chiamiamo il pesce povero. Insieme all'amico Paolo Giarletta, amministratore dello Studio Nouvelle, nostro partner del progetto, abbiamo messo in atto diverse azioni, diversi step che comunque cercheranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. In particolare uno degli step del progetto è quello di realizzare una serie di ricette, una serie di cooking show. Alcuni chef di ristoranti famosi nella nostra provincia hanno dato adesione per poter realizzare una serie di ricette che avessero come protagonista principale il cosiddetto pesce azzurro. Quindi sono stati realizzati degli antipasti, dei primi piatti e dei secondi piatti, utilizzando le boghe, le sarde, i sugarelli, il palamito, lo sgombro, insomma pesci che oggi trovano veramente pochissimo spazio nelle nostre tavole e soprattutto nelle tavole dei ristoranti, quindi nel mondo della ristorazione.